Questa realtà noi che abbiamo qui, grazie alla preside della scuola Giovanni Falcone, Daniela Loverso, ci ha dato la possibilità di entrare nella struttura della scuola. Io ho dei ragazzi del quartiere che facciamo box per i ragazzi più grandi e i bambini più piccoli facciamo ginnastica e coordinazione del corpo gratis. Parliamo di questa situazione perché lo Zen siamo abbandonati dalle istituzioni, non abbiamo né strutture, non abbiamo niente. Effettivamente la palestra è in condizioni da rivedere, ecco. Infatti queste sono condizioni un po' pessime, ma non dipende dalla scuola, dipende dalle istituzioni che se ci dà un po' di attenzione, perché il livello del quartiere è un po' abbandonato. Ci sono ragazzi che a livello scolastico e a livello anche problematico sociale non hanno aiuti, perciò io mi ritrovo con ragazzi che li sostengo qua gradualmente e neanche sanno leggere né scrivere, e oltre le problematiche che ci sono familiari. Ci dicevi anche che c'era una problematica dal punto di vista sociale, visto che i professori, anche i maestri cambiano spesso, quindi nel percorso scolastico. Anche questo, perché io ho parlato con tutti i genitori e la problematica anche una di queste, che i ragazzi si trovano con un professore, poi il professore va via magari perché non si trova allo Zen e i ragazzi perdono la fiducia con quel professore, ne viene un altro e non si abituano a stare con altri professori e hanno un po' di disagio. Queste sono le problematiche che mi dicono, diciamo, i genitori. Salvo, in un momento in cui il gioco viene riconosciuto come diritto dal Tribunale di Palermo, lo sport, che è altrettanto importante, forse più importante, visto anche il benessere psicofisico, che appello ti senti di rivolgere alle istituzioni per valorizzare realtà come la tua, che comunque promuovono socialità e rispetto delle regole? Allora, io sono dell'idea di queste scuole, dei quartieri, non solo di Palermo, perché non stiamo parlando della realtà dello Zen, di tutte le borgate abbandonate così, devono essere le prime scuole di Palermo, le prime scuole d'Italia, per dare un livello ai ragazzi di avere un futuro, perché se un ragazzo finisce la terza media e non sa leggere né scrivere, che futuro gli diamo? Sul ragazzo che va a fare? Va a rubare e va dei sistemi del quartiere che magari poi li vedo che fanno brutta strada, spacciare, rubare, altre cose che è brutto vedere un ragazzino abbandonato dai genitori. Quindi se dovessi rivolgere un appello all'assessore Martina, penso per il comune di Palermo, all'assessore Ragalla per la regione siciliana, cosa ti sentiresti di dire? Di dare più attenzione a questa scuola, di seguire questi ragazzi di un percorso, dare dopo scuola, perché questi bambini dopo scuola bisogna darlo dopo la scuola, e dare un percorso di gioco, di sport. Questo è il percorso dei ragazzi, tenerli occupati tutta la giornata. È una cosa importante, non è molto difficile. Dopo la scuola dai il dopo scuola, dopo scuola dargli lo sport, attività sportiva nel quartiere. Se non diamo questa possibilità a questi ragazzi si ritrovano in mezzo alla strada a rubare, a spacciare, a non sapere leggere, e qui il sociale non si aggiusterà né ora e né mai. Cioè è un appello che è normale, io penso che una persona normale dovrebbe avere questi diritti per tutti.